Ciao a tutti amici, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale YouTube Surfcasting LGBT Liguria. Negli scorsi giorni tanta pioggia e mare, questa sera inizia a calmarsi un pochettino, scendiamo sotto casa e vediamo se riusciamo a trovare l'ombrina amici. Eccoci appena arrivati, montiamo le canne. Questa sera voglio provare con voi due montature a confronto: un mini trave basso già costruito, come possiamo vedere, molto semplice, e un mini trave vecchia maniera con stopper, perlina, girellina, perlina, stopper e poi la nostra girata col piombo. Tutte e due le montature saranno poi finite con un terminale 0,22 fluorocarbon con treccia e vediamo un po' come va, vediamo un po' la differenza tra queste due montature stasera. Mare sul verde scuro, sicuramente ottimo per pescare. Speriamo che non ci sia tanta alga sotto di noi, perché alla nostra destra c'è la presenza di un fiume che poi vi farò vedere, che probabilmente ha scaricato tantissimo questa sera, quindi speriamo che non ci sia tanta alga. Siamo partiti con americani, 2 canne, adesso magari poi metterò la terza, e ho portato con me anche del canolicchio, non si sa mai. Eccolo il primo a farsi visita, è questo fragolino che adesso slamiamo e ributtiamo in mare. Fortunatamente americano mezzo salvato, così che si possa rinnescare. All'alba delle 6:15 anche la terza entra in gioco, sempre mini trave basso, sempre 0,22 fluorocarbon, amo dell'8 americano. Inizia a fare buio, ultime luci. Abbiamo visto come questo inizio ottobre ancora caldissimo ha portato ancora tantissimi pesciolini. Il pagellino di prima è stata una dimostrazione lampante, però siamo fiduciosi amici, come sempre. Acqua sporca alla ricerca dell'ombrina. Seconda tocca mormorina, adesso la slamiamo con cura e la ributtiamo in mare anche questa. Da poco suonate le 6:30, campo libero totale, quindi parliamo un po' di questa spiaggia. Alla mia sinistra scogliera che lascia spazio a un fondale sabbioso, davanti alle mie canne completamente sabbia, e alla mia destra, dopo quel pontiletto in pietre, l'uscita di un fiume, quindi acqua dolce in uscita. Davvero
un bellissimo posto, anche riparato tra l'altro dal porto, quindi non prendiamo una corrente eccessiva o comunque una mareggiata diretta, ma una cosa molto più soft. E questo fondale mezzo misto può regalarci grandi emozioni, amici. Da poco scattate le 7, qualche mese fa scendevamo in spiaggia alle 7, c'era ancora luce, adesso piano piano le giornate si accorciano, c'è già la luna sopra di noi, il mare si sta continuando a calmare, acqua sporca come potete vedere, pesciolini finora, ma siamo fiduciosi, siamo alla ricerca dell'ombrina e questa ombrina stasera la caviamo fuori. Sempre come la mia servidora, i miei americani che sono ben nascosti, una scatola bella larga di arenicolo in modo che non possano mordersi, canolicchi, dall'altra parte straccio, ago, un paio di terminali, slamatore, tutto il necessario a portata di canna. Adesso una tocca molesta su quella di destra, andremo subito a verificare che succede, amici. Attenzione, non ve lo faccio vedere spesso questo pesce perché pescando con gli americani spesso non viene fuori, ma guardate che triglione gigante, guardate la mia mano che non è assolutamente piccola, cosa è uscito fuori, santa miseria. Dopo la triglia lo sparletto che adesso slamiamo e ributtiamo. Abbiamo visto come in giro di 20 minuti siano partite tutte tra le canne, adesso rinneschiamo e rilanciamo. È arrivata l'orratina che adesso slamiamo e ributtiamo, amici, perché siamo veramente al limite delle misure qua. Quasi le 8, tante tocchettine su tutte le canne, siamo costretti agli straordinari questa sera. Abbiamo visto anche questa oratina che è uscita fuori, l'abbiamo slamata e ributtata immediatamente. Speriamo che insieme a questa oratina sia presente anche un'orata magari un po' più grande. Comunque il tutto fa ben sperare, sicuramente ci stanno divertendo. Le due canne che vedete qua sulla sinistra, lunga distanza, mentre questa la utilizzo sulla corta distanza, nelle prossimità appunto dell'uscita d'acqua dolce che vi dicevo prima. Una bellissima luna e alla nostra destra il pontiletto con dietro l'uscita d'acqua dolce, quindi una spiaggia molto molto carina, amici, che consiglio a tutti quanti di provare almeno una volta. Spesso mi chiedete quali ami e quali lenze per i terminali utilizzo. Questa battuta utilizzo i miei preferiti, Nuclear N500 dell'8 della Colmi, che è veramente degli ami fantastici, e il T-Force della Trabucco 022 fluorocarbon, meraviglioso.
ormai col buio non ci resta che gestire l'azione di pesca delle canne. Ricordatevi sempre la torcia di Starlight. Adesso, terminati gli americani, passeremo a cannolicchio, un'esca sicuramente attirante, molto più rigida e resistente dei nostri americani, che farà un po' più di selezione. E anche per la nostra Colmic 07 Superior è il momento di scapottarsi questa piccola mormora che adesso andiamo a slamare e ributtare in mare. Davvero una luna meravigliosa ci regala questa serata, acqua sporca, quindi possiamo aumentare anche i diametri dei terminali dallo 0,22 allo 0,25, sempre fluorocarbon, amide lotto, e si continua, amici. Santa Margherita, che in periodo estivo è sempre affollata di turisti, a partire da settembre inizia completamente a svuotarsi ed è veramente un paradiso per chi cerca la pace e volesse venire a farsi due lanci in questo bellissimo borgo della Liguria. Ultimi americani, tocchettine moleste a disturbare quelle di sinistra. Adesso facciamo tutto con calma, tocchettine leggere, aspettiamo che il pesce parta tranquillamente prima di tirare. Piccolo saraghetto reale viene a farci visita, anche questo lo slamiamo e lo ributtiamo in mare, amici. Questo potrebbe sembrare un americano, ma in realtà sono due americani. L'americano che abbiamo salvato dopo aver slamato il nostro saraghetto e questo secondo americano che lo utilizziamo come coda. Come si innesca? Basta fare una piccola pressione con le dita, si blocca il sangue e si taglia direttamente con le unghie. Fa tum, colpo diretto e abbiamo salvato una codina che la andiamo ad aggiungere al nostro americano. Attenzione, 9:30 ed è giunto il momento anche per il nostro cannolicchio preparato sul lago. Adesso l'ho passato sul filo, girato con l'elastico ed è pronto. Adesso, nel mentre che stavano innescando, è partita una piccola mormorina che ho rilasciato. Probabilmente gli ultimi due lanci ho iniziato a mettere via la terza canna, fare un po' di ordine. Quindi adesso è rimasto un americano e il nostro cannolicchio sulla destra. Non l'ho sforzato visto che comunque era fresco e abbastanza delicato, seppur girato col filo elastico. E vediamo un po' come vanno questi ultimi due lanci. Adesso, come vedete, sto smontando la mia attrezzatura per tornare a casa e, cosa fondamentale, portiamo via con noi l'immondizia creata, quindi sacchettino sempre dietro con noi per portare via tutto quello che abbiamo creato di spazzatura durante la battuta. Eccoci, battuta giunta al termine. Eravamo certi di catturare un'ombrina questa sera viste le condizioni, ma come si sa la pesca non è una scienza esatta. Ci abbiamo provato, è uscita una rattina, una bellissima triglia, tantissimi pesciolini, mormore, saraghetti, sparlotti che abbiamo liberato. E che dire, continuiamo a provare, a testare nuove cose, a crescere il nostro bagaglio e continuiamo a cercare di migliorarci. Io vi aspetto alla prossima puntata e continuate a